Nella seduta del Consiglio Comunale ieri sera si sarebbe dovuto parlare opportunamente anche dell'editoriale di Stella che ha interessato direttamente lo stesso Consiglio Comunale e invece ciò non è accaduto. Ma io voglio mettere in rilievo che l'argomento di ieri era appunto il bilancio, cioè un comune che è ormai ridotto peggio che all'osso. Abbiamo scoperto che il sindaco Zambuto ha ricevuto un decreto ingiuntivo da Siciliacque di 2 milioni di euro, dovrebbe pagarli subito, si è praticamente inventato una scusa, l'opposizione del tutto immotivata, per far ereditare al prossimo sindaco, cioè probabilmente ad Arnone, questo debito che invece toccherebbe pagare in questo anno solare. In questo quadro, mentre l'intera città è indignata contro De Francisci e il mangia all'interno del Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale non si dice nulla. E io voglio mettere in rilievo, grazie alla vostra emittente e grazie a siti giornalistici che fanno informazione, quando sia distante la politica cittadina impersonata da alcuni consiglieri comunali e il mondo del pessimo giornalismo dalle esigenze dei cittadini. Io invito gli agrigentini ad andare a guardare il sito di una TV, quella che prima era Telepace, Agrigento TV appunto, il sito di Franco Castaldo, Grandangolo, il sito di Morici, la Valle dei Templi, e vedere come non c'è una parola di quella che è una notizia per il Corriere della Sera degna della prima pagina e della più importante penna del Corriere medesimo, Gian Antonio Stella. Neanche una parola sul fatto che De Francisci, con escamotage, riesce a mangiare in un comune morto di fame ben 4.000 euro al mese, diventando di fatto, voglio ricordarlo perché non si deve vergognare solo De Francisci, si deve vergognare tutto quel mondo che fa silenzio, che non si indigna e consente il proseguimento di queste cose. Voglio ricordare che di fatto De Francisci è diventato dipendente del comune di Agrigento, è entrato come consigliere disoccupato e oggi il comune gli paga uno stipendio di 2.400 euro al mese e 1.500 euro di gettoni di presenza. Dobbiamo assolutamente riformare questo andazzo, perché non è tollerabile che comuni come Agrigento e Palermo, dove non si riesce più neanche ad asfaltare le strade o a pagare l'Enel che taglia l'energia elettrica, versino in uno stato, diciamo così, pietoso e subiscono questi vampirismi. Scusate se questo mi fa francamente andare sopra le righe e fortemente indignare.